noi oggi chiediamo ufficialmente che il governo si decida a battere un colpo e incardini il provvedimento in Parlamento. Incardinare il provvedimento vuol dire portare i contratti, cioè le intese delle regioni che erano già predisposte, le prime tre regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, in Parlamento e quindi si voti. Governo, batti un colpo. Luca Zaia a Roma, in doppia missione. Prima il vertice con il ministro Erika Stefani per aggiornare il percorso dell'iter assieme a altri 8 governatori, tra chi ha già chiesto l'autonomia e chi è in procinto di chiederla, sull'onda di Veneto, Lombardia ed Emilia. Poi in audizione alla Camera, commissione sull'attuazione del federalismo fiscale, per ripercorrere la storia di una sfida nata dal referendum dell'ottobre 2017 e ribadire: ora i compiti per casa sono fatti, si passi al Parlamento, ma con una preintesa. Non si può più aspettare. Nello stesso momento però è proprio Erika Stefani ad ammettere che l'impasse esiste, concreta. Ad oggi, spiega il ministro per gli affari regionali alla fine del vertice, non sono stati sciolti i nodi politici su alcune richieste delle regioni relativamente ad alcune materie. Sono nodi politici che devono essere analizzati e sviscerati. Ad oggi non ho una rappresentazione univoca. Sono temi importanti, dalle infrastrutture alla scuola, ed è corretto vi siano giusti tempi di elaborazione. Nodi politici dunque, ma il Veneto scalpita, non vuole più attendere. Lo spiega bene Zaia in un passaggio dell'audizione quando racconta di una regione ormai abituata a convivere fianco a fianco con regioni a statuto speciale. Sappada se n'è già andata dal Veneto, e di questo passo rischiamo di garantire lo sbocco al mare al Trentino Alto Adige, che oggi non ce l'ha. Quindi è un'esigenza concreta, geopolitica del Veneto, è storica, è identitaria. Un'audizione che tuttavia, almeno da parte del Partito Democratico, non soddisfa. Ci lascia ancora forti perplessità e dubbi sul percorso che si vuole adottare, commentano Gianmario Fragomeli e Roger De Menec, componenti PD in commissione. Non offre nessuna chiarezza, continuano sul ruolo di province e comuni, rimandando qualsiasi decisione a dopo l'eventuale approvazione della riforma. Zaia però guarda avanti: siamo da sempre nell'alveo della Costituzione, ma fa intendere la pazienza si sta esaurendo. È giusto che il Parlamento ne discuta, è altrettanto sacrosanto che il Parlamento affronti il tema, quindi si potrebbe tranquillamente firmare una preintesa subito con il governo, incardinarla nella discussione parlamentare, dopodiché acquisire osservazioni, considerazioni, mozioni, e cercare di accogliere tutto quello che è accoglibile e formulare un'intesa che poi verrà inviata per il sì o per il no.